Siamo a Monfalcone per ultimare l'allestimento di Oblivion Rhapsody, che era stato creato e provato a ottobre prima che chiudessero i teatri, per cui non ha visto mai la luce questo spettacolo. Da allora sono passati diversi mesi, per cui con l'occasione di queste nuove date estive siamo qui ospiti a Monfalcone per finalizzare il tutto e finalmente regalarlo al pubblico. Cioè, innanzitutto per ricordarcelo, perché prima di finalizzarlo c'è questo Cercavo di nascondere questo dettaglio. E siamo qui anche per andare al mare a spese della produzione, diciamolo. Perché comunque è molto meglio fare l'allestimento in una regione con il mare in estate piuttosto che farlo con la nebbia. A ottobre, esatto, nella... Oblivion Rhapsody è una rapsodia, come dice il titolo, cioè una serie di numeri che avevamo, numeri che abbiamo creato, un po' di magazzino ma anche un po' di cose nuove, tutte giustapposte in qualche modo in crossfade, come una vera rapsodia, no? Quindi in verità non c'è un momento per fare gli applausi, non abbiamo pensato al pubblico, ecco. Quindi invitiamo il pubblico ad inserirsi un po' come crede, ecco. Noi non discriminiamo nessuno. Debutteremo questa sera qui a Monfalcone e poi avremo una mini tournée nel Friuli, perché dopo le 3 date di Monfalcone saremo ad Artegna. A Wembley il giorno dopo? No? Siamo a Wembley il giorno dopo. Cioè, Wembley. Domani siamo a Wembley. Però c'è da dire che saremo ad Artegna, che è il nostro Wembley. Assolutamente. Faremo anche un paio di date a San Vito al Tagliamento, non dimentichiamo. No, per l'amore di Dio. Quindi in questa stagione. Poi chissà cosa succederà la stagione prossima. Siamo qua da stasera a mercoledì a Monfalcone. A-E-I-O-U-Y. Facciamo un annuncio, cercasi. No, allora cercasi pubblico per Monfalcone stasera, domani e dopodomani. No, ma aspetta, se la metti così vuol dire che non c'è nessuno. No, c'è, volevo dire, non si può dire un cavolo. E poi giovedì e venerdì ad Artegna e poi lunedì e martedì a San Vito Tagliamento. Vabbè, Oblivion Rhapsody.